luce d'ombre, caldo nel cortile, troppa luce nei miei occhi. Camminare fianco a fianco lava le ferite, 4 assi ed un colore solo. C'è qualcosa che è rimasto come fiore nel deserto, qualche cosa nel tuo sguardo che cammina insieme a me. Sei nel mare, sei nel cielo, sei nelle salite, troppa luce nei tuoi occhi. Non c'è tempo, tanto tempo, giovani salite si accavallano nel sole. È feroce questo vento, sopportarlo più non voglio, ed è solo disincanto, ma che passa insieme. Ma che cosa ci è rimasto? Sopportarlo più non posso, al di fuori del tuo sguardo, dove c'era l'universo. Ma che cosa ci è rimasto in un mondo che si è perso? Sopportarlo più non posso, ma qualcosa ancora c'è. È l'amore che ho per te. È l'amore che ho per te. È feroce questo vento, sopportarlo più non voglio, ed è solo disincanto, ma che passa insieme. Ma che cosa ci è rimasto? Sopportarlo più non posso, al di fuori del tuo sguardo, dove c'era l'universo. Ma che cosa ci è rimasto in un mondo che si è perso? Sopportarlo più non posso, ma qualcosa ancora c'è. È l'amore che ho per te. È l'amore che ho per te. È l'amore che ho per te. Buonasera, benvenuti a questa splendida serata in un posto meraviglioso, straordinario, magico come il Palazzo Bella di Campobello di Licata, che stasera ospita i Kerk Cesare che presentano ancora una volta il concerto, i brani dell'album. Io sono anziano, quindi parlo ancora di album, dell'album Sbandati. Avete la canzone introduttiva, si chiama L'amore che ho per te. Non so a voi, ma a me mi commuove sempre ogni volta che l'ascolto. E qui accanto a me c'è il leader della band, la voce, Cesare Loleggio, al quale chiedo una battuta, intanto di presentare gli altri componenti del gruppo e poi il perché brevissimamente di questa serata natalizia in questo anno maledetto che ci siamo lasciati alle spalle, con l'augurio che il 2021 sia migliore, peggio e difficile. Sicuramente. Grazie e benvenuti innanzitutto a chi ci ascolterà per questo concerto. Innanzitutto presento chi stasera farà questo concerto. Oltre a me, Pierangelo Carvello alle tastiere, Angelo Calà al basso e Vincenzo Insalaca alle batterie e alle percussioni. Abbiamo pensato di fare questa serata per dare una testimonianza, per far capire che vorremmo che non fosse tutto fermo, ma che come se fosse un nuovo inizio e un ricominciare. Questo è il senso di questa serata. E perché la musica può essere un modo per ricominciare, per ritrovarsi, per identificarsi in
qualche cosa dove ognuno può ritrovarsi e ritrovare se stesso, è il senso di una comunità che sembra sperduta, sbandata, persa, e che in certi valori può ritrovarsi, e sicuramente la musica è uno di questi valori. E sono i concetti rappresentati, per chi conosce il disco, in Sbandati, che al contrario di quello che si può pensare è un messaggio di speranza. Lo capirete anche voi ascoltando le canzoni. Quella di stasera è un concerto, ma è anche una sorta di talk. Discuteremo, affronteremo una serie di tematiche che riguardano i brani e non solo, e lo faremo anche con alcuni ospiti che sono qui con noi e che vedremo nel corso della serata. Intanto comincio ad anticiparvi i loro nomi. Totò Montebello, pittore, artista poliedrico di Delia, musicista, compositore, che ci presenterà una sua opera d'arte che ha realizzato stasera proprio per questo concerto. Poi Daniele Camilleri, avvocato di Licata, appassionato di musica, segue da sempre i Kelked Cesare, fa politica per passione, soprattutto per passione, insomma lo conosceremo nel corso della serata. E poi Michele Di Pasquali, preside dell'Istituto Saette Livatino di Ravanusa, avvocato anche lui, e che ha già dato vita nel corso degli anni a una serie di iniziative insieme a Cesare Loleggio, ai Kelked Cesare. I ringraziamenti doverosi per gli sponsor, chi ha contribuito alla realizzazione della serata. Allora, li elenchiamo. Sono Planet Parfum di Malvina Maria Rita, Tre Jolie Boutique di Carmela Miano, Orient Market di Bing Tao Zhang, Ego, l'espressione dell'io di Ilenia e Veronica, Ottica Savarino, Gaggir, olio extravergine di oliva siciliano, Belli Sani e Siciliani dei Fratelli Taibbi, la Galleria del Gusto, New Manhattan Caffè, 28° Caffè, Eni Gas di La Mattina Luigi, Giardina Wedding Flowers, la farmacia Smeraglia, il Mega Service Kuwait di Termini Michele e Don Bosco Cartolibreria. E poi chi ha ideato la serata, il Palazzo Bella, vi dicevo, questa magnifica struttura, questo monumento al centro di Campobello di Licata che ci ospita, poi l'associazione Echiclema, quindi Sound Light Service, Terre della Baronia Viaggi, Calà e Volpe Assicurazioni. E allora è giunto il momento di introdurre il secondo brano della serata, il secondo pezzo, anche questo straordinariamente bello, e chiedo una battuta a Cesare per presentarlo. Il brano si intitola Mille Garibaldi. Sì, L'amore che ho per te è il brano iniziale del disco Sbandati, come bene hai detto tu, mentre I Mille Garibaldi è il brano iniziale del precedente album, Bella Terra, ed è il brano che ha dato inizio a questo percorso che dura da ormai più di 12 anni ed è iniziato proprio in un festival a Biella per cantautori, e allora era uno dei più importanti in Italia, dove ho partecipato, e sono successe delle cose, diciamo, che mi hanno così colpito che ho deciso, dopo questo festival, di scendere di nuovo in Sicilia e fare questo gruppo e fare musica seriamente, non solo per passione come era prima. Bene, ascoltiamo I Mille Garibaldi. Mille Garibaldi con la camicia rossa sbarcavano a Marsala, si davano una mossa, e mille ancora sembravano giganti, ma erano solo 1000, eppure erano tanti, ed il vento li spingeva ed il vento non sentiva la fatica. I vecchi ed i bambini li stavano aspettando, i vecchi ed i bambini li avevano sognati, e gli uomini già stanchi li credevano pazzi. Le donne per le strade
finivano i palazzi, qualcuno si perdeva, qualcuno che scappava e nella notte buia non li riconosceva, ma il sole li guidava, il sole l'ha riscossa, e 1000 Garibaldi con la camicia rossa. Balistreri, Falcone e Borsellino, Muttita Camilleri, Canepa e Vittorini, Guttuso Pirandello e Sciascia, Verga, Nava, Tomasi Lampedusa e Dacia Maraini. Ed il vento li spingeva, ed il vento non sentiva la fatica. Solo 1000, il vento che correva, e 1000 solo 1000 sembravano giganti. Il vecchio che scappava, nessuno ci credeva, ma i bimbi nei cortili ormai erano grandi. Qualcuno si perdeva, ma tutti si trovarono. Qualcuno che piangeva, ma tutti si incitarono al vento che cambiava, al vento di riscossa, dei 1000 Garibaldi con la camicia rossa. Il Covid ci ha portato una serie di problematiche, anche un dramma, che non ci sono gli applausi, che non c'è il pubblico, salvo i nostri amici, i nostri ospiti e i tecnici che sono presenti, ma non c'è il pubblico. Questa è fuori scaletta, ma com'è suonare senza il pubblico? Manca una parte importante. Io faccio teatro, per esempio, odierei esibirmi. Una parte importante del concerto, una parte fondamentale, la parte che sembra una cosa, il pubblico come se fosse un elemento passivo, e invece è un elemento assolutamente attivo, perché è coinvolgente, ti coinvolge, c'è un feeling che si instaura con il pubblico che si perde in questo caso, ma è ideale in questo tornerà momento. Comunque tornerà. Il prossimo pezzo si intitola L'uomo lupo, è l'inizio di un nuovo ciclo di canzoni. Chi mai ci salverà da questo meccanismo infernale, dalla deriva dove l'uomo sta andando? L'uomo lupo? Sì, l'uomo lupo, volevo prima parlare un pochettino anche del brano precedente, dire proprio ieri è stato consacrato, fatto santo Rosario Livatino. Beato, sì. Beato, la Chiesa ha annunciato che sarà beato. Beato, scusami. Che non è poco. Che non è poco, perché insomma una causa avviata da tempo per uno straordinario martire della giustizia. Ed è uno dei tanti 1000 Garibaldi che ci sono in Sicilia, e potenzialmente ce ne sono 1000 e 1000 ancora e 1000 ancora, e dobbiamo aiutare a uscire fuori questi 1000 Garibaldi. Ecco, tu fai alcuni nomi in questo pezzo: Dacia Maraini, Tomasi di Lampedusa. Abbiamo nell'attualità esempi come quelli, così alti, o un po' pecchiamo in questo momento? È difficile riconoscerli? No, sicuramente ci sono riconoscibili, ma
probabilmente questo meccanismo che ci frega, come dice nella canzone L'Uomo Lupo, tende a nasconderli, a non farli uscire fuori. Vengono fuori le notizie anche le più banali, quelle che fanno più notizia, ma forse le cose positive fanno più fatica ad uscire fuori. In quell'elenco di nomi a cui tu accennavi c'è un nome che a me è molto caro, che è un esempio, che si chiama Pietro Nava. Nava è uno di questi nomi ed è il testimone di giustizia che è stato testimone del delitto livatino, che ha avuto il coraggio di andare al processo, testimoniare e fare in modo che gli assassini di Livatino siano in carcere, altrimenti questo non sarebbe stato possibile. Ed è un esempio per tutti noi, perché ed è uno dei tanti 1000 Garibaldi che purtroppo è stato anche costretto, per fare questo, a cambiare vita, a cambiare nome, ad andarsene, ha stravolto la sua vita. Ma se vogliamo cambiare le cose, è uno degli esempi da seguire. E tra l'altro, e potrebbe essere inteso, come dire, non voglio essere blasfemo, però in qualche modo potrebbe essere inteso come un miracolo di Rosario Livatino, uno dei killer si è pentito, si è convertito, ha chiesto perdono e ha chiesto addirittura di poter essere sentito dalla commissione che stava per decidere la beatificazione di Rosario Livatino, per dare la sua testimonianza. Quindi dopo tanti anni evidentemente un processo di pentimento, di conversione importante. Facciamo ascoltare questa Uomo Lupo, che come dicevi è stata una delle prime canzoni che ho scritto di questo nuovo ciclo. Questa canzone ha più di 20 anni, ma ascoltandola a me sembra più che mai attuale. Per voi, L'Uomo Lupo. Chi mai ci salverà dall'uomo lupo? Chi ci libererà da questo giorno così cupo? Non è possibile più andare avanti, anche se il sole splende falsamente nei tuoi giorni. E tutti quei bambini li abbiamo uccisi noi. La guerra preventiva è tutta la violenza che non vuoi. E viviamo il nostro mondo coltivando una magnifica illusione, il bene collettivo, idealismo di impossibile attuazione. Quando invece l'uomo lupo ci rivela che il mondo è perduto, il rimanere sbigottito non ci sarà d'aiuto. Chi mai ci salverà dal lupo umano che predica la pace con il coltello in mano? E devi andare avanti nel meccanismo che ci frega, sorridere cercando la felicità che non è vera. E nel mare siamo gocce e dal mare ci lasciamo trasportare, senza voglia di cambiare, senza più voglia di essere migliore. Siamo profughi in barconi, siamo uomini che hanno tutto perduto, e rimanere sbigottiti non ci sarà d'aiuto.
altro giorno. Nel momento di introdurre il nostro primo ospite della serata, Totò Montebello, vi dicevo, artista poliedrico, scultore, pittore, musicista, compositore di Delia, di una cittadina che è qui vicina a Campobello di Licata e che ha collaborato con Nichelche e Cesare per La Bella Castellana e nel disco Sbandati fa un cameo che vi mostreremo. Per intervistare brevemente Totò Montebello ci spostiamo in un'altra sala splendida, bellissima, che c'è qui proprio accanto a questa di Palazzo Bella, perché, come vi dicevo all'inizio, Totò Montebello ci presenta la sua opera estemporanea per questa sera. Allora, al posto del pubblico che non può esserci, stasera ci sono tante opere d'arte straordinarie che rappresentano un po' la cultura, il meglio della cultura italiana e della pittura che si è susseguita nel corso dei secoli. Di che si tratta? Qual è l'idea? Intanto un saluto a tutti. Io ho sostituito il pubblico con delle opere d'arte di pittori che sono vissuti in diverse epoche. Ho sostituito anche la tristezza delle sedie vuote con la bellezza dell'arte. Qui rappresento i temi, quelli che sono, diciamo, attuali, quelli che sono tutto quello che è colpito dalla pandemia, ma facendo notare che la contemporaneità degli artisti vissuti in altri tempi, perché l'artista è sempre contemporaneo, l'artista non muore mai perché vive nelle loro opere. Facciamo qualche esempio, c'è facciamo qualche nome. Sì, qui c'è Giotto all'inizio di questa fila, che è Noli me tangere, è un affresco di Giotto che simboleggia proprio il distanziamento attuale. Poi la bellezza dell'arte rappresentata dalla Venere, dalla nascita di Venere di Botticelli, la famiglia, che è molto importante, di Michelangelo con il Tontodoni. Boccioni rappresenta il movimento della gente. Poi i rapporti interpersonali, il bacio di Klimt e De Chirico, e poi il cenacolo di Leonardo con il banchetto nuziale di Bruegel, che sono, diciamo, una cena tra amici, un banchetto nuziale. C'è questo affollamento di persone, ora lo chiamano assembramento. E poi c'è Degas, qua andiamo, Degas, Modigliani e Picasso rappresentano questi tre quadri la musica che è molto penalizzata in questo periodo, e soprattutto anche gli spettacoli, il circo di Seurat. Poi rappresento le scuole, la scuola di danza di Degas e la scuola di Atene di Raffaello, sempre penalizzati. E può essere anche una palestra, quello che... C'è anche una vignetta, andiamo velocemente. Se no, ho finito. Così, concludiamo e poi vorrei che ci raccontassi un attimo di quella vignetta. Sì. Poi c'è le Moulin de Calette di Renoir, Van Gogh, rappresentano diciamo l'affollamento nei locali, lì c'è il caffè di notte. La Vucciria di Guttuso rappresenta il commercio, il mercato. E poi purtroppo la morte rappresentata dal Cristo morto, che è
in questo momento sono un uomo, una persona all'obitorio di un ospedale. I funerali, con questo affollamento di gente, prima, adesso purtroppo non si vedono queste immagini, rappresentato da Guttuso nei funerali di Togliatti, ed infine il seppellimento, l'ho rappresentato con il seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio. Una battuta per concludere. Per concludere, che cos'è quella vignetta sulla Sacra Famiglia? Ironica, molto, molto bella. Mi distanzio, mentre c'è questa parola che va di moda, mi distanzio da questi grandi artisti. Presento qui una vignetta perché anche un momento di umore, di risata fa bene, perché anche il grande Charlie Chaplin diceva che un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Allora, qua io ho rappresentato la Natività senza alcun pastorello, e la Madonna chiede a San Giuseppe, dice: Canuggio si vede, che c'è da fare? Risponde San Giuseppe, dice: niente, smontammo e ne ammo intra, quest'anno consammo l'arbolo di Natale. Ed è bellissima, appropriata proprio al momento che stiamo vivendo. Grazie a Totò Montebello. Se ci sarà occasione lo risentiremo più avanti. Torniamo a Cesare lo legge, ai Quel che Cesare e ai brani. Il prossimo si intitola Cuttia e c'è tutta una storia dietro. Vogliamo parlarne prima del pezzo? Allora, parliamo di collaborazioni importanti, significative, le collaborazioni del cuore per tante ragioni, che danno origine a questo e a tanti altri pezzi. Io vorrei che ne parlassi tu. Sì, mio fratello Salvatore ha avuto una grande intuizione, ha capito che durante le sue traduzioni normali, lui era un professore di italiano, latino, ha capito che Catullo in realtà non fosse, come Catullo non fosse in realtà un poeta antico, è un poeta nato a Sirmione, nel Lazio, ma in realtà fosse invece un poeta assolutamente contemporaneo, e non solo, che fosse assolutamente siciliano. Perché se voi pensate, odio, qua c'è nel ritornello c'è odio e t'amo, che la traduzione più o meno fa odio e amo, questo tu mi chiedi come ciò avvenga, e non lo so, ma sono in croce. Questa è una traduzione italiana normale più o meno, non me ne vorranno i latinisti, è una traduzione così estemporanea. In siciliano, schifio e disio, tu ma domani come posso fare? E manco lo saccio, e intanto io tu voce un saccio come lui è, ma sogno un croce. Come vedete si apre completamente un altro mondo, e Catullo diventa ma è davvero un poeta contemporaneo e siciliano, e quindi ha avuto questa intuizione. Abbiamo collaborato e abbiamo fatto diventare i Carmi di Catullo delle canzoni. È uscito un disco nel 2008, Catullo in Sicilia. Gaetano Savatteri si è interessato a questo disco, ha fatto degli articoli, addirittura intitolando Catullo, punto interrogativo, era di Campobello di Licata. Esatto. Una cosa molto ironica, lui aveva spinto all'eccesso questa sicilianità del poeta latino, e quindi sono nate queste canzoni che noi adesso, una di queste, Cuttia, ascoltiamo, vi facciamo ascoltare. D'occhio, manco si cala giovi di cielo, e veni pingarzari si cummia, io ci dici sì, io voglio a tia.
parole di Finnina l'amante, che si coci d'amori e di tormenti. Tu scrivi lini l'acqua che li lava, tu e talia lo vento che si li perdi. Io ti scrivo intanto ti disio, tu ma domani come posso fare, manco lo saccio intanto e tu voce, non saccio come è, ma sogno un crociere. Tu manco a giovi io la dassi, tanto ti rispettava come un padre, rispetta i suoi figli e ai nipoti, e no come un luganzo alla sua amante, che ora tu per mia un malinenti, ancora tu ma io ti conosco, rispetto non ce n'è, ma ancora brucio. Io ti schifo intanto ti disio, tu ma domani come posso fare, manco lo saccio intanto è tu voce, non saccio come è, ma sogno un voce. Lesbiano sciacchi da stessa, che sa di padre e madre io l'amava, che sa di mia stesso la rispettava, che i pavi la fece una gran guerra, ora piccanto nera o pivanetta, alle nipoti di Romulo e Remo, spurpalirini e suca, la somidutta. Io ti schifo intanto ti disio, tu ma domani come posso fare, manco lo saccio intanto è tu voce, non saccio come è, ma sogno un crociere, sogno un crociere. Cuttia, 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 con un d'occhio. Anche qui gli applausi servivano, però insomma chi c'è, se vuole fare applaudire non ci sono problemi, nel senso che questo non ce lo vietano, i divieti del presidente, legittimi assolutamente del presidente Conte, non ci vietano di applaudire, quindi se volete farlo, i 4-5 che siete qui, sentitevi liberi. Te ne stai andando, no? Ora così una domanda a bruciapelo, ma secondo te sbarcano ancora i pirati a Palermo? Sì, mi sa di sì. Mi sa che sbarcano ancora i pirati a Palermo. Come dice Gaetano nella sua presentazione del nostro disco, sbarcano ancora i pirati a Palermo per rubarci, cioè non sono più con le bende nere, come una volta, ma adesso sono in giacca e cravatta. Hanno i PC, tablet, i telefonini ultramoderni, sì, i colletti bianchi. E magari ci rubano le nostre risorse, rubano quello che noi dovremmo valorizzare e che non riusciamo a valorizzare. Perché faccio questa domanda a Cesare? Perché chi ama come me Rosa Ballistreri, e per fortuna sono tantissimi, non può non conoscere I pirati a Palermo, che è uno dei pezzi più belli, da brividi, da pelle d'oca di Rosa. Io sono dedicata, Rosa mi scorre nel sangue, a me, a tanti licatesi come me, per fortuna a tante persone nel mondo.
E quindi l'attualità, lo diceva poco fa Cesare introducendo un altro pezzo, l'assoluta attualità di un pezzo di Rosa scritto da Ignazio Buttitta e cantato con quella voce incredibile, cantato e musicato da Rosa Ballistreri, l'attualità di questo pezzo. Non ci rubano più il sole, però probabilmente continuano a sbarcare e continuano a rubarci qualcosa. Probabilmente siamo noi stessi che rubiamo qualcosa a noi stessi e che dovremmo, poco fa nei nomi che citavamo di Mille Garibaldi c'era anche, anzi la prima nominata è Rosa Ballistreri. Per esempio, Rosa Ballistreri potrebbe ancora essere, anzi dovrebbe essere più che mai una risorsa ancora per i siciliani, per la Sicilia, per Licata, per Campobello dove ha vissuto alcuni anni Rosa. Quest'anno sono i 30 anni della morte, questo maledetto 2020 appena trascorso, si celebravano i 30 anni della morte di Rosa. Avevamo anche un bel progetto che è saltato, ma non è solo rinviato. È solo rinviato, speriamo il prossimo anno, pandemia permettendo, magari è proprio dove Rosa è il centro di questo progetto. Assolutamente. E speriamo che le istituzioni stavolta lo sposino in pieno, perché non solo Rosa, ma tutti i siciliani se lo meritano. Esatto. Vogliamo ascoltare i Pirati a Palermo? Piacere. Arrivarono le navi, tante navi a Palermo, i pirati sbarcarono con le facce d'inferno, ne rubarono lo sole, arrestammo allo scuro che scuro Sicilia, tutto l'oro all'arance, le pirati arrubarono le campagne spogliate, con la nebbia lassarono, n'arrubarono lo sole, arrestammo allo scuro, che scuro Sicilia, li colora lo mare, n'arrubarono che danno, son pazzotti le pesci, che lamento che fanno, n'arrubarono lo sole, arrestammo allo scuro, che scuro Sicilia, alle femmine nostre, ci scipparo di occhi, la lustrura e lo fuoco, che tromava gli specchi, n'arrubarono lo sole, arrestammo allo scuro, che scuro Sicilia. Ghianci, Sicilia, Ghianci. Ecco, già con gli applausi va meglio, secondo me, già con gli applausi va meglio.
Dicevamo Rosa Balistreri, io considero questo uno dei pezzi più belli, in assoluto più significativi, quelli della Rosa vera, della Rosa che interpretava il malcontento, che interpretava la lotta alla mafia, che interpretava i temi che le erano cari all'ambiente che frequentava Rosa Balistreri. Cesare è legatissimo a Rosa Balistreri, ha fatto una serie di pezzi, una serie di concerti, ma ha rappresentato anche nel 2015 all'Expo di Milano, ha portato Rosa Balistreri. Non è stato scelto in quell'occasione un licatese, una band licatese, ma un campobellese, una band campobellese. Rosa, diciamo, ha abitato a Campobello per un periodo breve della sua vita per rappresentare appunto Rosa all'Expo. Che esperienza è stata? È stata un'esperienza, devo dire, che ci ha segnato, molto bella, perché avere l'onore di rappresentare Licata e Rosa, non essendo licatese, è stata davvero un'esperienza che davvero ci ha insegnato molto. E volevo raccontare una cosa di Rosa, mi viene in mente adesso, che forse l'ultimo CD di Rosa è legato a un episodio molto particolare che è stato pubblicato postumo da Francesco Giunta dal Teatro del Sole. Rosa era molto amico di mio zio Gigi e ogni anno loro facevano la riunione dei siciliani a Gorizia e Rosa andava sempre là a fine anno per cantare le canzoni siciliane e rappresentare la sicilianità anche in quel di Gorizia, come si dice. Ma in uno di questi viaggi si fermò a Udine, dove c'era mio cugino Vittorio Vella, che aveva un piccolo studiolo. Rosa si fermò lì, in questo studiolo, e registrò ben 12 pezzi, in maniera estemporanea, così. Vittorio l'accompagnava con la tastiera e a distanza di tempo mio zio mi disse: ma guarda, c'è questo CD chiuso nel cassetto, ma tu conosci qualcuno? No, ma certo. Mi ho fatto mettere in contatto con Francesco ed è nato questo album Rari e Inediti, che altrimenti non sarebbe uscito fuori, e c'erano degli inediti. Canta e Punto, per esempio, prima di quello non è venuto fuori, quindi se non avessi messo in contatto magari questa canzone si sarebbe persa, quindi è ancora un po' più un motivo d'orgoglio, insomma. E poi è bella l'idea di Rosa che incarna la Sicilia con i pezzi di Rosa che nascono a Udine, in un posto lontanissimo dalla Sicilia, in un ambiente completamente diverso, il freddo. Ma guarda, non è strano, perché Rosa era molto più conosciuta fuori dalla Sicilia, molto più apprezzata fuori dalla Sicilia, tanto che Dario Fo fece diventare Rosa Balistreri, che in Sicilia, a Licata. Sì. Licata ancora adesso non è rappresentata, l'ultimo dei suoi concerti ce lo ricordiamo tutti. Esatto. Come l'ha fatto un palco dove c'erano poche persone al buio. Al buio, il palco non illuminato, tanto che Rosa all'inizio lo dice. Ancora adesso stenta a essere quello che meriterebbe di essere Rosa, e io mi impegnerò affinché questo non debba più succedere e Rosa abbia la giusta dignità, perché Rosa rappresenta a tutti noi la sicilianità più vera e più pura. E noi ti siamo al fianco. Licata ha un po' riscoperto Rosa negli ultimi 20 anni, diciamo così, quando Rosa era già abbondantemente morta. Dicevamo che quest'anno ricorre il 30° anniversario di Rosa Balistreri, che muore a Palermo ed è sepolta nel cimitero di Firenze. E adesso ci sono una serie di manifestazioni, iniziative, festival durante l'anno, però per esempio non c'è un museo dedicato a Rosa, per cui anche questa è un'idea che a me piacerebbe sviluppare. Possiamo farlo insieme, quello di un posto che raccolga quello che rimane, ed è tantissimo, dell'eredità di Rosa. A proposito di Rosa, a proposito di Licata, Daniele Camilleri, vado a recuperare il microfono, ti prego di restare lì così evitiamo, dobbiamo stare non troppo vicini perché ci è impedito. Vorrei appunto sapere da Daniele Camilleri il suo rapporto con Rosa, cosa ricorda di Rosa e se non è possibile veramente che Licata, oltre a ricordarla come fa bene, lo ha fatto anche quest'anno, l'ha fatto anche di recente, se non può fare un qualcosa in più per
ricordare Rosa Balistreri? Io rispondo innanzitutto buonasera, ringrazio Cesare perché ancora una volta mi ha dato l'opportunità di emozionarmi ascoltandolo. Rispondo a questa domanda e poi rispondo pure a un'altra domanda che non ho mai fatto, cercando di limitare sempre nei 2 minuti consentiti. Secondo me la circostanza che Rosa venga poco valorizzata a Licata è frutto di un malessere nostro, diffuso, che è quello che non valorizziamo i nostri talenti, che siamo poi pronti ad apprezzarli solo dopo e solo se gli altri li scoprono e solo se gli altri li valorizzano, perché l'invidia la fa da padrona, non siamo mai disponibili ad aiutare chi può emergere, ma se possiamo proviamo piacere nelle cadute delle persone. E allora quindi dovremmo sicuramente fare di più per Rosa, ma dovremmo fare di più per tutti i talenti che nascono e non crescono in Sicilia. E vado alla domanda che non mi hai fatto, cioè vale a dire quella... Che però tu evidentemente conoscevi. Me la faccio da solo, è quella per dire chi può incarnare oggi uno dei 1000 Garibaldi. E allora ti dico Cesare Lo Leggio. Perché ti dico lui? E perché lui timidamente non poteva darti questa risposta. Perché Cesare rappresenta quel talento che in una società che è vero sempre più sbandata, lo era prima per i valori, lo è ora ancora di più per la pandemia, per l'isolamento, per la mancanza di quel senso di comunità che ormai ci ha isolati tutti. E allora Cesare rappresenta quell'intellettuale che non sta chiuso nella torre d'avorio, ma si sporca le mani cercando quotidianamente di infrangere questo muro di silenzio, si sporca le mani ricordandoci che da Licata, da Campobello di Licata, da Delia, chi vuole può anche cambiare il mondo. E tutte le volte in cui ognuno di noi che nel proprio piccolo vive un momento di scoramento, di difficoltà, di insoddisfazione perché ritiene di non fare tutto quello che potrebbe, allora Cesare esce con un nuovo album, come lo chiami tu, con una nuova canzone, con un nuovo testo, e allora squarcia quel muro di silenzio e ci ricorda che ce la possiamo fare. E per questo secondo me è un grande. Cesare, anche qui volete fare l'applauso a chi l'ha proposto, a chi l'ha detto. Allora, no, io voglio solo capire, perdonatemi, quanti caffè avete concordato, perché quello è importante, Cene, quindi. Troppo buono, Daniele. Allora, a proposito di personaggi che squarciano il silenzio, a proposito di personaggi che ce l'hanno fatta o continuano a provare a farcela, per introdurre il prossimo pezzo che si chiama Peppe Butera, in una battuta proviamo a descrivere, proviamo a dire chi è Peppe Butera. Questo pezzo ha un nome e un cognome. Peppe Butera, che si scrive tutto unito. Esatto. Non è Peppe Butera, è Peppe Butera proprio perché lo conoscevano così. Senza il punto. Sì, Peppe Butera è un pittore che faceva il postino e che a un tratto ha capito che la sua indole, il suo talento era quello di fare il pittore, abbandona tutto. Un critico francese lo convince ad abbandonare tutto e a fare questa professione. Tra l'altro io l'ho conosciuto durante proprio la presentazione di Strani del libro di Savatteri. Del libro di Savatteri. E Peppe è uno dei tanti talenti che sì, ha fatto successo, nel senso che ha esposto in tutte le gallerie del mondo, si può dire davvero. Peppe Butera è diventato famoso, ma non quanto davvero meriterebbe un talento come Peppe Butera. Ma ci sono tantissimi Peppe Butera. Guarda, prima forse non si è capito, ma Totò Montebello, per esempio, è un grandissimo talento che magari voi lo vedete parlare così, ma lui è davvero un grandissimo talento. Guardate le sue opere e anche questa vignetta che c'è là dentro, quando la Madonna dice guarda, quest'anno non c'è nessuno, la traduco, lui la fa in siciliano, la fa meglio di me. Guarda, quest'anno non c'è nessuno che ci viene a visitare, che facciamo? Ce ne andiamo a casa perché non c'è nessuno. Chi fanno? Arrecugliamo i stigli, dice lui. Sì, vabbè, andiamo a fare quest'anno. Invece, per esempio, facciamo l'albero di Natale. Cioè, anche questo è geniale, secondo me, ed è una cosa molto particolare. Quindi Peppe Butera è il titolo del prossimo brano che ascoltiamo. Che vi facciamo ascoltare. Prego.
sera ritornava Comitini, veniva dalle poste di Agrigento e sacche piene di lettere ai postini. Ma appena ritornato lui spariva in mezzo alla campagna Muxarello, e sol così quell'ansia si appagava. Prendendosi una tela ed un pennello e dipingendo stelle su un cammello, nella campagna in mezzo a 1000 fiori ed imbrattando il mondo di colori. Peppe Butera, Peppe Butera, Peppe Butera, Peppe Butera, Peppe Butera, Peppe Butera, Ma un giorno Pieri, un critico francese, per caso vide i sogni del postino, gli disse: sei un pittore sopraffino. Ma tu lo devi fare per mestiere, sarai nelle più grandi gallerie, il posto fisso lo devi abbandonare. Prendendosi una tela ed un cammello e dipingendo stelle col pennello, prese il coraggio pieno d'emozioni ed imbrattandosi coi suoi colori. Peppe Butera, Peppe Butera, Peppe Butera, Peppe Butera, Peppe Butera, Peppe Butera, E questa è la storia del postino, scopertosi pittore sopraffino, la storia di chi ha lasciato il posto, o la storia di chi ha compreso tutto. E quando passi lì da Muxarello, lo vedi ancora lì col suo pennello, nella campagna in mezzo a 1000 fiori, dipinge ancora il mondo di colori. L'applauso? Allora, no, ma gli applausi servono sempre, per gli artisti sono indispensabili. Allora, introduciamo altri due brani.
parlando con Cesare, parliamo del fatto che, l'abbiamo già detto, continuiamo a dirlo, tanti giovani purtroppo abbandonano la nostra terra in cerca di fortuna altrove, perché qui magari è difficile. Gli altri due pezzi sono: uno si chiama Bella Terra, l'altro si chiama Mangia pane a tradimento, e qui in qualche modo la tradizione familiare si perpetua, perché il pezzo Mangia pane a tradimento è scritto insieme a tuo figlio Carmelo. Sì, mio figlio Carmelo aveva 16 anni quando mi disse una cosa che mi ha inquietato, che inquieta tutti i genitori. Papà, quando faccio 18 anni io prendo la valigia e me ne vado al nord, mi lascio, perché qua non c'è prospettiva, non c'è futuro, che devo fare? E quindi quando un padre si sente dire così, sì, dice vabbè, ormai siamo figli del mondo, la terra non è più il paese, l'emigrante, però sai, perché non ci deve essere la possibilità di rimanere nel tuo paese se vuoi rimanere nel tuo paese. È questo che non si può rimanere nel tuo paese perché non ci sono le possibilità, o molti non trovano le possibilità di rimanere nella propria terra. Non c'è scelta, devi andare via per realizzarti, se vuoi fare qualcosa. Non tutto, ovviamente ci sono le eccezioni, ci sono certo molti che riescono invece a trovare un lavoro, la dignità, ma molti, troppi, specialmente le eccellenze, vanno fuori per essere riconosciute. Però a volte tornano. È raro, ma a volte tornano. A volte tornano, e speriamo che tornino sempre di più, e che sia la nostra terra, l'Italia, la Sicilia, sia sempre più attrattiva per questi talenti che sono la vera risorsa, la vera ricchezza, sono loro, sono i nostri giovani. Vi facciamo ascoltiamo, sì, Bella Terra e Mangia pane a tradimento. Il tempo passerà anche per noi, per i tuoi occhi che non vedo più, per il tuo sguardo che non va più via, per queste lacrime di immenso amore. Il tempo ci dirà che siamo stati, e se qualcuno si ricorderà di noi, dei nostri passi, dei nostri sorrisi, mentre questo futuro insegue. Dove sarai, dove sarò, se stringerò ancora la tua mano? Dove sarai, dove sarò, ti abbraccerò, se ancora andremo lontano. Il tempo ha aperto le ferite, aspetta un altro mondo intorno a noi, per questo viaggio che abbiamo cominciato, per questo sogno che non abbiamo mai finito. Cammineremo ancora insieme, vestiti spalle, e bella terra verseremo sulla pelle. Non ti fermare, tienimi accanto, vicino a te, mentre questo futuro viene. Dove sarai, dove sarò, se stringerò ancora la tua mano? Dove sarai, dove sarò, ti abbraccerò, se ancora andremo lontano. Di prendere le ultime cose, il tempo di dare le ultime scuse. Ci troveremo forse il mattino sulle spalle e canteremo Bella Terra sulle stelle.
ancora la tua mano. Dove sarai, dove sarò, ti abbraccerò. Se ancora andremo lontano. Sono pochi, 18 anni sono tanti per poter guardare avanti, per vedere cose importanti. Questa terra che è tradita e da lupi è masticata, questa terra di nessuno, oramai dimenticata. E la gente, spalle al muro, si rifugia sul sicuro, mangia pane a tradimento, ti gridavano soltanto, ed infuria la bufera, ed intanto si fa sera, e verrà la notte dura, e ti gela la paura. Ed allora sono andato, ed allora sono partito, tutto quello che ho lasciato, un ricordo indefinito, questo cielo informe grigio, questo tardo pomeriggio, non profuma e senza odore, non ha più nessun dolore. Terra bella, terra mia, tu sei stata una bugia, terra bella, terra mia, tu sei stata una bugia. Ed allora son cresciuto, un leghista radicato nella fabbrica dei sogni, un terrone emancipato. Questa volta son sicuro, questa volta te lo giuro, mangia pane a tradimento, non me lo ripeteranno. Ed i figli cresceranno, forse non ritorneranno, e l'odore della terra non lo riconosceranno. Un futuro incerto e grigio, questo tardo pomeriggio, non profuma e senza odore, non ha più nessun sapore. Non profuma e senza odore, non ha più nessun sapore. Non profuma e senza odore, non ha più nessun dolore. Terra bella, terra mia, tu sei stata una bugia. Terra bella, terra mia, tu sei stata una bugia. Terra bella, terra mia, tu sei stata una bugia. Terra bella, terra mia, tu sei stata una bugia. Terra che è tradita e da lupi è masticata, questa terra di nessuno, oramai dimenticata. Un'altra collaborazione importante di Cesare è quella con la poetessa Maria Teresa Lentini.
una collaborazione abbastanza recente e che ha dato vita a un pezzo che seguirai tra poco, si chiama Finché avrò fiato. Vogliamo parlarne un attimo, presentarlo e capire intanto come comincia questa collaborazione, come vi conoscete? Comincia assolutamente per caso. Mio fratello ogni lunedì pubblicava una poesia, aveva questo nel suo blog, e un lunedì di questi pubblica questa poesia, Finché avrò fiato, di questa poetessa di Lercara Fritti, anche lei emigrata nel profondo nord, e mi colpisce così tanto questa poesia che prendo la chitarra, provo a musicarla, le cose nascono spontanee, dopo 10 minuti la canzone è viva, Era pronta. era pronta. La contatto, è Maria Teresa, che aveva avuto esperienze precedenti, diciamo, abbastanza deleterie. Gli avevano rubato delle poesie, le storie di copyright. Appena sente che, guardi, io sono Cesare Legge, mi presento, sono un cantautore, mi è piaciuta questa poesia, l'ho musicata, ma non se ne parla assolutamente. No, la poesia è mia, no, ma io non voglio la sua poesia. È nata una canzone, insomma, dopo un po' di minuti ha capito di cosa si trattava, però non si fidava ancora e mi invita, lei doveva scendere a Palermo per un invito che aveva avuto in un luogo, e mi invita a scendere a Palermo, anche perché voleva ascoltare la canzone. Esatto. E insomma, la canzone ha messo tutti d'accordo, mi è piaciuta tantissimo e siamo diventati anche grandi amici. E quindi la musica è sempre importantissima, La toglie musica- di mezzo ogni steccato, La ogni musica barriera. la musica unisce sempre, e questa ed è un valore che nessun'altra forse arte riesce a fare. Finché avrò fiato. Percuotimi, sarò canna di fiume in balia della piena, se soltanto delle tue labbra e dei baci il sapore dimenticassi. Sferzami, ti chiedo, se dall'alto del tuo fianco o dell'inguine la calda e acuta piega, profumo e forma non dovessi ricordare. Diverrò per te una vela sciolta che piega i colpi del gelido maestrale, che piega i colpi del gelido maestrale. Ma se mai più la mia gola soffierà il tuo nome, non dolertene mio amore, non dolertene mio amore. Ma se mai più la mia gola soffierà il tuo nome, non dolertene mio amore, non dolertene mio amore. Sarò canna di fiume in balia della piena, se soltanto delle tue labbra il sapore dimenticassi. Spezzami, ti chiedo, se dall'arco del tuo fianco o dell'inguine la calda acuta piega, profuma e forma non dovessi ricordare. Diverrò per te una vela sciolta che piega i colpi del gelido maestrale, che piega i colpi del gelido maestrale. Ma
ma se mai più la mia gola soffierà il tuo nome. Non dolertene mio amore, non dolertene mio amore, ma se mai più la mia gola soffierà il tuo nome. Non dolertene mio amore, non dolertene mio amore, ma se mai più la mia gola soffierà il tuo nome. Non dolertene mio amore, non dolertene mio amore, ma se mai più la mia gola soffierà il tuo nome. Non dolertene mio amore, non dolertene mio amore. Ma se mai più la mia gola soffierà il tuo nome, non dolertene mio amore, che questo sarà solo quando avrò ceduto il fiato. Adesso vi racconto una storia che nasce qualche anno fa, pochi anni fa. Il preside Michele Di Pasquali, che è qui con noi stasera, ascolta i Quelched, lo dico bene perché spesso sbaglio, dico Kelked, no, incontra Cesare, lo legge, i Quelched di Cesare, li sente, li ascolta e propone una collaborazione. Perché? Perché in uno dei brani di Cesare si parla della ripartenza grazie ai bambini. Il preside allora dirigeva un istituto comprensivo, se non ricordo male, dove c'erano dei bambini, dove c'erano a Campobello di Licata. Tra l'altro io ho assistito a una rappresentazione in piazza 20 settembre, credo si chiami, meravigliosa, con questo coro di bambini che è difficile descrivere, bisognava vederlo. E viene realizzato un video con il testo di una canzone che si chiama Resistenza, una parola alla quale anche adesso dovremmo tutti, oltre che prima, ma anche adesso dovremmo essere tutti affezionati. Spieghiamo brevemente com'è andata e come si è arrivati a questo concerto meraviglioso con un coro di decine e decine di bambini. Michele un giorno ci incontriamo per caso a Ravanusa. Sai, Cesare, io voglio fare questa cosa, voglio che tu vieni nella nostra scuola e proponi le tue canzoni e li proponi perché secondo me hanno un valore anche per i bambini. Io lì per lì dico, mi sento onorato, ma non credevo tanto in questo progetto perché era molto difficile da realizzare, e invece ci ha creduto più lui che io in pratica, e abbiamo realizzato questo concerto. In effetti la mia ragazza è molto gremita, con 100 bambini, 100 ragazzi fra coro e strumenti, ed è stata un'esperienza davvero molto bella, e sentire i bambini alla fine del concerto che gridavano il mio nome, questa è stata l'emozione più forte che abbia forse mai provato. Lo immagino. E allora, se tu sei d'accordo, ascoltiamo Resistenza e poi la testimonianza del preside Di Pasquali. Come 7 ormi, alti robusti come in una piantata. Molti poeti non sanno i loro nomi, si sono chiusi a doppia mandata. Ma tu mio popolo, tu che la polvere scudi di dosso, continua a camminare, che fra le nuvole lascia entrare il vento, i loro nomi lasciali nel cuore, e
Resistenza, resistenza, fa parte di te e non puoi fare senza. E ti senti solo ma non può finire, e ti viene voglia di ricominciare. Resistenza, resistenza, al di là del limite dell'esistenza. E ti rendi conto che non è finita, e ti accorgi un giorno che è ricominciata. E dove vai, vecchio partigiano, coi tuoi 20 anni, con il fucile in mano, che sembri assorto in pensieri lontani? Ripensi a donne, a uomini e bambini. L'alba cresceva e si allargava, i campi sulle rocce, tutto illuminava. E nella storia la giustizia fu coscienza, ebbe la luce, una nuova speranza che fa parte di te, fa parte di noi, di questo mondo che non riconosciamo. Le scarpe rotte eppur bisogna andare fra le montagne che sanno di dolore. Resistenza, resistenza, al di là del limite dell'esistenza. E ti rendi conto che non è finita, e ti accorgi un giorno che è ricominciata. Resistenza, resistenza, fa parte di te e non puoi fare senza. E ti senti solo ma non può finire, e ti viene voglia di cominciare. Avanti uniti, andiamo in guerra, scalcia il nemico, redimi la tua terra. E nella vigna grappoli di sole, nuovi orizzonti, nuove parole fanno parte di te, parte di noi, di questo mondo che più non conosciamo. I nostri occhi son fissi alla vittoria, la inizieremo noi, la nostra nuova storia. Resistenza, resistenza, al di là del limite dell'esistenza. E ti rendi conto che non è finita, e ti accorgi un giorno che è ricominciata. Resistenza, resistenza, fa parte di te e non puoi fare senza. E ti senti solo ma non può finire, e ti viene voglia di ricominciare. Resistenza, al di là del limite dell'esistenza. E ti rendi conto che non è finita, e ti accorgi un giorno che è ricominciata. Resistenza, resistenza, fa parte di te e non puoi fare senza. E ti senti solo ma non può finire, e ti viene voglia di ricominciare. Allora, Resistenza, io intanto devo chiedere scusa ad Angelo Calà, il bassista, perché lo impallo tutta la serata, però insomma lo spazio è quello che è, per cui mi dispiace, ma si vede quando non ci sono, si vede abbondantemente. Allora, Michela Di Pasquali, preside dell'istituto, no, può rimanere lì, preside dell'istituto Saetta e Livatino di Ravanusa. Come nasce l'idea di coinvolgere Cesare in una iniziativa straordinaria, perché un coro di 100 bambini non è proprio una cosa semplice, o no? Sì, la storia dice che io abbia proposto a Cesare di portare le canzoni a scuola. In realtà non è andata così. Allora raccontiamo, e ve lo confesso, raccontiamo sì, la verità. Allora. Brevemente. Sì, distrattamente ascoltando le sue canzoni mi ero accorto della qualità delle sue canzoni, soprattutto avevo immediatamente intuito che le sue canzoni vivevano un grosso impegno morale e civile, per cui ho voluto ascoltarle attentamente. Quando ho ascoltato Serva Italia, il testo, a un certo punto Cesare dice: lo si dica ai bambini, lo si dica sui banchi, questa nazione sa da fare. Beh, in quel momento ho avuto un'illuminazione
ed è partita una grande scommessa. Ero convinto, ero sicuro che Cesare sarebbe diventato un educatore. Ero convinto che i ragazzi avrebbero capito le canzoni di Cesare e le avrebbero amate, ma soprattutto ero convinto del grande valore educativo che hanno le sue canzoni. È nata una grande scommessa perché i ragazzi vivono la musica commerciale e i falsi profeti. Io ho detto agli alunni del comprensivo di Campobello che avevano bisogno invece di modelli educativi pieni di valore da emulare. E quindi è nata la grande scommessa, le canzoni di Cesare a scuola. Ho capito che la scommessa l'avrei vinta quando durante l'inaugurazione di un plesso scolastico i bambini per la prima volta, orchestra e coro, suonarono e cantarono i 1000 Garibaldi, così travolgenti e coinvolgenti che io, Cesare e il sindaco Giovanni Picone salimmo sul palco e cominciammo a cantare insieme ai bambini. Anche quello aveva un grosso valore, un messaggio educativo, perché volevamo far capire ai bambini che sono canzoni adatte a qualsiasi età, che sono canzoni educative e che tutti abbiamo bisogno di modelli positivi. La scommessa poi è continuata con un grande progetto che ci ha visti in piazza 60 bambini dell'orchestra della scuola media e 80 bambini del coro di scuola primaria accompagnarono i Quel che di Cesare durante la sagra di Lumburnato e dell'Ampanata. Un grande successo, ma soprattutto il successo che ripetemmo l'anno successivo poi in piazza Aldomoro con le canzoni di De André e di Rosa Balistreri. I bambini, ricordo, il primo approccio con le canzoni di Cesare fu freddissimo, quasi di diffidenza. Poi i bambini vennero a ringraziarmi dicendomi: grazie preside per la grande esperienza che ci hai dato, per l'opportunità, la grande opportunità che ci hai dato. I bambini si divertivano. Ricordo che la canzone più divertente era proprio Peppe Butera e che i bambini con la ballata finale si divertivano alla grande. Per cui dopo l'esperienza anche del video di Resistenza io volli insignire di una carica così che non ha alcun valore giuridico ma ha un grosso valore e significato morale e civile, perché poi in assemblea nominai Cesare docente onorario del nostro istituto. Sì, perché Cesare è un docente, perché se docente significa condurre i bambini, Cesare lo ha fatto con maestria perché ha condotto i bambini in un percorso musicale ma soprattutto educativo straordinario che speriamo di ripetere. Grazie al preside Di Pasquale. Io penso che se tu devi pagare per quello che ha detto prima a Daniela Cammini della Cena, il preside si merita un viaggio perlomeno, appena sarà possibile, appena potremo uscire dai confini. Grazie, insomma si merita almeno un viaggio. Allora passiamo a un altro pezzo. Qui c'è un'altra storia particolare. Il pezzo si chiama E sarà primavera ed è registrata in un armadio. Questa ce la devi raccontare però, sì. Facci capire meglio. Eravamo in lockdown. Ecco. Allora, in un'alba dove c'era questo cielo nuvoloso, dove il sole stentava a fare capolino, a uscire fuori, venne questo testo di questa, che non intendeva essere nemmeno una poesia o una canzone. Mi venne a scrivere queste cose e li pubblicai su Facebook anche. E le persone reagirono, era un momento di chiusura, quindi reagirono partecipando anche al testo, dicendomi: ma perché non la trasformi in una canzone questa? Guarda che il testo ci colpisce molto, è proprio quello che stiamo vivendo. Trasformare un testo, mettere la musica non è automatico, non è così facile. Certo. Insomma, le cose, almeno per me, vengono spontanee, non c'è adesso faccio una canzone. E devo dire che invece dopo un paio di giorni invece venne anche la musica e nacque questa canzone. E a distanza con Pierangelo, perché lui ha un
bella questa canzone, perché non ne facciamo un pezzo, perché non lo arrangiamo. E insomma, a distanza, con tutte le difficoltà del caso, anche perché io non avevo un microfono, mi è toccato registrare sul cellulare per non sentire i rumori di fuori, dentro un armadio. Quindi la voce registrata, che il pezzo è stato postato su YouTube, è proprio fatta. Lui l'ha trasformata, sembra bella, ma lui è il maestro di questo, la maestria è sua, ma la voce faceva veramente, era orribile dentro l'armadio. Certo. È riuscito a trasformarla in un qualcosa di accettabile. Ed è nata questa canzone, Sarà primavera, che adesso ascoltiamo. E non è il cielo chiaro, non è il vento lieve che tocca i mandorli in fiore, è questo buio fresco che sembra non passare, che solo immagino, sembra tardare e indugiare, seduti lì ad aspettare, come fa una sorpresa, sembra non voglia arrivare, seduti qui ad aspettare che torni primavera. Forse rinasceremo dalle ceneri e dai nostri sbagli, forse il sole riuscirà. E quando questo vento smetterà, tutto sarà passato e rivedremo il mare. Ma c'è il sole in questo giorno con la sua luce falsa che illumina in profondità, ed un pensiero nuovo ed una nuova voglia di vivere che non passa, con la paura e il dolore seduti qui ad aspettare che presto finirà. Forse rinascerò dalle mie ceneri e da questi sbagli, forse il sole riuscirà. Da Bergamo a Marsala a scoprire le tue labbra, il tuo naso, le tue guance rosse, che potrò rivedere, che potrò rivedere, che potrò rivedere. E sarà primavera, e sarà primavera, che potrò rivedere, che potrò rivedere, che potrò rivedere. E sarà primavera, e sarà primavera. Ci avviamo alle battute finali di questa serata, che speriamo vi sia piaciuta. Noi ci siamo divertiti tanto e ci siamo anche emozionati nel corso della serata stessa. Io volevo, così fuori scaletta, un po', se riesco ad arrivarci, chiedere fare una battuta a uno dei componenti della band, che già mi guarda male, però intanto una battuta su quello che ha appena raccontato Cesare, cioè questa canzone trasformata dall'armadio, registrata nell'armadio, poi fatta diventare testo e musica a tutti gli effetti, e poi, come dire, introducendo un termine altoatesino. Ma come ci combattite con Cesare? Cioè, che è anche questo. Sì. Mi telefonava dall'armadio, diceva ora come fare. Vabbè, siamo riusciti a riprendere una registrazione
sincronizzando un po' la base più con la voce, l'arrangiamento fatto sempre per telefono, in videoconferenza a volte. Ci siamo scambiati un po' di pareri e poi abbiamo fatto come abbiamo fatto. Poi penso che adesso la dovremmo vedere. Certo, facciamo Escono le ondate. col gruppo. Sì, alla fine delle ondate. E la seconda domanda? Qual era la seconda? Come ci combattete? Quella proprio in... Ma puoi chiedere anche a loro. No, con noi Si comporta bene. sì, no, abbiamo un bellissimo rapporto. È un po' precisino. Eh beh, quello, però anche quello serve. Sì, Anche quello. Mi hai chiesto come ci combattiamo. Esatto. Sicuramente sta precisione. Va bene, no, va bene così, va bene così. Grazie, ci avviamo appunto verso le conclusioni e quindi andiamo con i ringraziamenti prima di introdurre l'ultimo pezzo della serata. I ringraziamenti vanno ovviamente a Angelo Vaccaro e Palazzo Bella che hanno consentito la realizzazione di questo concerto, al service audio e luci Pagliarello e ovviamente ai nostri ospiti Toto Montebello, Daniele Camilleri e Michele Di Pasquali che ci hanno accompagnato nel corso della serata. Quel che Cesare ormai lo sapete, no? C'è il frontman, si dice così credo, sì, si dice così, Cesare Loleggio e poi alle mie spalle Pierangelo Carvello, tastiere e seconde voci, Vincenzo Insalaca, percussioni, spero di aver pronunciato bene, percussioni e batteria e Angelo Calà al basso. Allora Cesare, io credo che sia stata una gran bella serata di musica e parole che in un periodo come questo servono tanto. Ci salutiamo con With You, si chiama così la canzone, che è in inglese abitualmente, ma questa sera in via del tutto eccezionale è in parte in italiano. Tu scrivi: si traccia una strada anche se il sole sembra non esserci. Sì, per concludere questa serata era necessario vedere anche un orizzonte, un futuro che in questo momento stentiamo a vedere la luce in fondo al tunnel, ci sentiamo sbandati, come il nostro album, disorientati e senza più punti di riferimento, però in realtà una strada c'è ed è la strada di credere maggiormente nelle nostre possibilità, nel nostro talento, ed è una strada che bisogna tracciare, bisogna ognuno di noi fare la propria parte per tracciare questa strada. Perché se ognuno di noi facciamo la nostra parte, questa strada davvero è possibile tracciarla. E, come si dicevano gli antichi, munno è stato e munno sarà. Le imprese, queste sono cose che sono impossibili da realizzare. Ma l'uomo è andato sulla Luna. E chissà se fra pochi anni andrà su Marte. E ha fatto tantissime cose. Ma l'uomo nello stesso momento si sta autodistruggendo però e perde di vista le cose importanti per andare ad inseguire le cose che non contano, le cose inutili. Noi vogliamo tracciare una strada e dobbiamo farlo tutti insieme, con voi, con te, with you. Vi salutiamo e vi auguriamo buon 2021 con With You. I'll go with you
I live with you. Part of the sun is no longer on there, but there is a road, and I will follow it. I will walk with you, hugging you. The sea is far away, but the wind is with us, and there is a road. It's only to mark there is no longer shines the point unknown. The mountain way the lie understood, there is no more. But what a moment, if we wait a moment, if you can look the sky, the light will come. Part of the sun is no longer on there, but there is a road, and I will follow it. Parte del sole adesso più non c'è, ma una strada sì, ed io la seguirò con te, camminerò con te, abbracciato con te. Il mare è lontano, ma il vento ci accompagna, ma una strada c'è, ed io la seguirò e la percorrerò con te. Con te. Grazie.